in 10.000 al Brennero per difendere l'agricoltura e l'allevamento italiano. Sono partiti anche dalle campagne di tutto il Veneto in migliaia per far sentire la propria voce in un momento di crisi. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz hanno ricadute gravi anche sulla nostra regione. Siamo qui anche per protestare contro l'aumento e il caro energetico che sta condizionando fortemente anche le nostre attività, aumento del gasolio, dei costi energetici, dei fertilizzanti. Siamo qui anche per manifestare basta guerra, mettiamoci su un tavolo, dialoghiamo e cerchiamo di risolvere questa situazione che oggi sta provocando tantissimi danni economici alle nostre aziende. Le richieste degli agricoltori, però, sono anche per l'Europa, per combattere quel fenomeno paradossale dell'ultima trasformazione sostanziale che permette a prodotti stranieri di diventare made in Italy. Cosce di pollo che diventano magicamente, pur provenienti dal Sud America, crocchette di pollo italiano, cagliate ucraine che diventano mozzarelle italiani, carciofi egiziani che vengono tagliati e messi sott'olio che diventano carciofini sott'olio italiani, prosciutti che provengono dall'Olanda e solo perché salati diventano improvvisamente e magicamente prosciutti italiani. Il tema della tracciabilità interessa i produttori, ma anche i consumatori che con queste regole non riescono a ricostruire la filiera dei prodotti che portano sulle loro tavole. 20 miliardi è il valore economico che viene sottratto al lavoro dei nostri agricoltori tramite l'ultima trasformazione consentita dal regolamento del codice doganale, un qualcosa che va combattuto con forza, almeno per quanto riguarda la filiera agroalimentare. Siamo riusciti a ottenere in Italia l'obbligo dell'origine su tante filiere agroalimentari, ma questo non vale quando noi esportiamo i nostri prodotti nel resto del mondo. È proprio quello che chiediamo alle istituzioni europee: maggiore trasparenza, obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri, dando evidenza al singolo paese da dove proviene il prodotto agricolo.